Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, vai di Liz. Chiaramente mi scuso se in questo periodo c'è tanto calcio, tanto FIFA, ma sto aspettando MotoGP e sono, ecco, chiaramente con il PC nuovo che deve arrivare, sto aspettando per cominciare altre serie, e poi visto che certe serie non sono piaciute tanto, come Watch Dogs, robe così, NBA chiaramente ricominciarlo, so che tanti lo vogliono, ma sinceramente non lo so. Adesso vediamo di inventarmi un attimo qualcosa, metto un po' così adesso, anche perché il periodo è sempre insomma un po' così. Comunque non cito anche GTA per PC e ciao, insomma, ecco, quello lo voglio fare per PC con le mod. Comunque ragazzi, oggi penso di registrare solo una partita, ma è una partita fondamentale contro i secondi della classe, contro il Bolton. Questa è la classica partita da vincere. Se vogliamo avere una minima chance di arrivare ancora secondi, questa è la partita da vincere, ragazzi. All'Elland Road, Leeds United, Bolton. In un inglese sempre più come indiano, ragazzi. E c'è l'intervento dell'arbitro. Vada, no. Cominciamo, Beppe, cominciamo. Aia, gol. Incredibile. Già in vantaggio il Bolton. Visto che comunque anche così sarebbe usato. Non ho parole, ragazzi. Se perdiamo questa è finita, Se perdiamo questa è finita. Anche per i playoff ho paura, cioè la squadra si sta demoralizzando troppo. Subito gol comunque. Porca. Bravo, come gran passaggio qua di Veneziano. Palo del Lez. Non ce ne va una giusta, Beppe. Palo subito del Lez, poteva subito pareggiare su assist come del Comandone. Bravi ragazzi, dai. Vai come non ci credo, per poca mia. Il Donnot parole sempre più puro. Fantastico intervento a liberare l'area. Murphy. Bravo Kume. Bravissimo. Vai Kume. Il Kume la dà perfetta. Tira del Kume, rigore. No, rigore. Non ci credo. Continua la sfiga, continua. Cosa aveva fatto Veneziano? La messa in aria. Vai come di testa l'incognito della vita. In difesa. È pazzesco. Qua stiamo perdendo, Beppe. Non riesce a servire il compagno. Ma va, Vardio il porco. Bravo Kume, dai. Purtroppo neanche il pareggio, basta, dobbiamo vincere, stiamo perdendo. Mamma sì, però la sfiga, La sfiga è sempre più incalcolabile. Bravo Kume. Si spinge in avanti. Lì. Riconquistano palla con questo tecnico. Lee Chung-yong. Che spocio. Hanno perso la palla. Bravi. Dai che andiamo. Misura efficace. L'uomo si stacca. No. Non andiamo ai playoff, non c'è niente da fare. Tenta di contrastarlo con una scivolata. La vedo un'impresa disperata. Holden. Bravo. Vai Kume. Ti prego ragazzi, un sogno. Perdono palla. Niente da fare. Ci ho provato. Bravo Kume. Ma perché lo rimpallo sempre sfavorevole? Ma perché c'è la sfiga al Maracanã? Ottimo gioco di squadra. Riescono a chiudere. Dai ragazzi, segna, sì. Lo ferma, ma non controlla.
Calcio d'angolo. Palla che finisce in corner. La sfiga però continua. Dall'incornata, ha bisogno dell'incornata della vita. Angolo gettato al vento. Sì, veramente. Brutto angolo, brutto. Murphy. Bravo, questa è bella. Questa è bella. Ma la cagata. Devono resistere altri 45 minuti. E poi dovranno Il Pirla del Leeds. Questa partita decisiva, comincia ora il secondo tempo. se la voglio fare tutta è una sola perché chiaramente sono secondo il Bolton. Se perdo questo il secondo posto è andato al 100%. Devo fare un miracolo sportivo impensabile purtroppo. Se la partita finisse qui questa squadra sarebbe salva, ma dato che mancano ancora diversi minuti da giocare non possono permettersi distrazioni. Quindi salva, ci vuole seconda, che cazzo ti sei a dire? È riuscito ad Non ci un pallone credo. tutt'altro che semplice. Niente, non ne va una, beh. Trotte. Adesso la perdiamo. Si avvicina all'area. Bravo come. Tira. Pallone rilanciato in avanti. Niente la... E l'arbitro Cos'è? dice che è calcio di rigore. Che culo, fallo di mano. Che culo, beh. Devo segnarla. Mi gioco la stagione qua, È ufficiale. Mi gioco la stagione. Sì! 1-1 con il brivido. 1-1 con il brivido. 1-1 con il brivido. Che culo, però un fallo di mano clamoroso. Appoggio di prima. Ogni tanto capita che bava. Dai. Adesso andiamo a vincere la bet per sogno. The dream, sì, the sogno. In inglese sempre più pura, no! Fallo. Pazzesco. Non ci credo, subito vanno a segnare. È così, deve andare così, ragazzi. Non abbiamo le risorse per poter andare neanche ai playoff. Questa è una mazzata devastante. Cioè andiamo in vantaggio, possibilità di giocare adesso per la vittoria. Prendiamo il gol dopo un minuto. Neanche. Guarda, Austin è proprio una cosa inguardabile, Beppe. Murphy può appoggiare al compagno. È dura, ragazzi, è dura commentare tutto questo. Interrompere la giocata degli avversari. Dai, come? Ti prego. No, no, perciò cosa che non va, il giocatore si ferma apposta, non lo so. Non mi convince tanto, però ste robe, cioè, sembra quasi che non devo vincere il primo anno, cioè non lo so. Il come si invola, il come si invola in maniera splendida, il come deve segnare. Va a cagare. Altre occasioni. Ho capito che hai dei parametri scandalosi, ma questo deve essere gol sempre, dai. Niente, le occasioni le ho anche avute, ma... Spezza nel gioco avversario, riconquistando palla nella zona mediana del campo. Tiro completamente fuori bersaglio. Questo è l'andazzo, ragazzi. E sono curioso di vedere anche la classifica, ma... Warnock. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Niente, non riusciamo a fare niente, cioè solo... I miei compagni stanno segnando anche poco in questo periodo, proprio un disastro. Camarà. Ottima chiusura. Guarda che roba. Davis. Palla che carambola via. Vai come, speriamo qualcosa di positivo. È riuscito a liberare, magnifico.
E il Cume la recupera ancora, mamma mia che cuore. Bravo. Tiro orribile però. Ragazzi, con questa sconfitta do addio al secondo posto e vediamo per i playoff. In realtà mancano ancora delle giornate perché è lunghissimo il campionato, però sì, Fabio, il morale è sempre più giù. Riesce a prendere in mano il gioco. Se la perde. No, invece no. Il traversone non riesce a raggiungere i compagni. È finita, ragazzi. Vabbè, scimmoliamo, ciao. È dura da digerire, veramente molto molto dura. Vediamo un attimo, siamo sprofondati al 10° posto. Allora, dal 6° posto siamo a 57, 4 punti dal 6° posto e 11 punti dal secondo. Il nostro ultimo obiettivo è quello di cercare di arrivare sesti. Sarà durissima, ma il Comendone promette il miracolo, ragazzi. Raga, adesso vediamo un attimo il tabellone almeno dei gol, che almeno quello può essere un po' più soddisfacente. Veneziano è al 5° posto con 12 gol, 22 McLean, che spazio. Wigan Athletic scatenato. Raga, un saluto da Comendone. Vedeciamo. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.